Formalmente in trasferta, in pratica di nuovo in campo al Palasera di Migni per chiudere il discorso qualificazione al turno successivo di FIBA Europe Cup. Vincere aiuta a vincere è il refrain in voga in casa bianco-blu nel percorso di avvicinamento alla gara di domenica sera contro la capolista Trento. Nel mezzo c'è il nuovo appuntamento con gli ucraini di Dnipro, già largamente sconfitti martedì. La Dinamo con un nuovo successo, dopo la netta sconfitta di Lisbona sul campo dei polacchi dell'Anvil, staccherebbe ufficialmente il pass per l'ulteriore girone, restando da determinare se vi arriverà da capolista o da seconda. Non c'è motivo per credere che coach Markovic non segua l'identico schema già proposto 48 ore fa, subito in campo il quintetto titolare con Bibins, Fobbs, Bencius, Sokolovski e Alinovic e poi ampie rotazioni con Cappelletti, Tambone, Udom, Veronesi, Renfro, Vincini e Trucchetti. Insomma, tutto il roster a ruotare in ottica ottimizzazione delle forze e acquisizione di sempre maggiore esperienza, soprattutto per i più giovani. Anche perché, come detto, il campionato non aspetta. Dopo gli stop di Scafati, Milano e Brescia, intervallati dalla convincente vittoria contro Napoli, il calendario non poteva essere più severo, mettendo sulla strada della Dinamo Sassari l'imbattuta capolista Aquila Trento, che gioca ovviamente sulle ali dell'entusiasmo. La sensazione è che, per caratteristiche, la squadra di Markovic possa essere di quelle che dà più filo da torcere alla pattuglia di coach Galbiati, ma sul parquet sassarese i padroni di casa dovranno far vedere l'intensità difensiva e il killer instinct del perimetro che fino a qua si sono visti a sprazzi e per troppo poco. Ma si sa, le stagioni possono svoltare anche all'improvviso. Per ora va archiviata la pratica qualificazione. Appuntamento stasera alle 20:30 con Palla a 2 in diretta su Tele Sardegna.